tiro non riesce a concludere e allora si riparte con Johnson per Agravanis, lo scarico Williams, riposa il tabellone, 2 facili, 53,3% da 2 per Tucker prima di questa partita, una percentuale importante, ma arriva la tripla. E allora Trieste, per ridurre lo svantaggio ad una sola cifra, ci prova e trasforma Frank Gaines, ottima tripla. La Gevi con Trieste che ha cominciato bene questo secondo quarto. Gaines, il blocco portato da De Angeli che riceve e appoggia 2 punti che costringono bersaglio. E allora Bartley, servito da Gaines, poi Packer, tripla pesante la sua. La difesa di De Angeli contro Agravanis, non un lavoro facile ma eseguito molto bene. Piedi per terra, il canestro vincente di Corey Davis, la pallacanestro Trieste. Vantaggi che si fanno sentire anche i tifosi ospiti arrivati al Palabarbuto. Tripla intanto di Frank Gaines da parte di Skylar Spencer, e da quest'altra parte Frank Bartley non trova il canestro. Sta succedendo di tutto. Williams fa impazzire il Palabarbuto, in più di un'occasione regalato sorprese con tanti cambi di guida. Potrebbe succedere di tutto. Corey Davis dentro, Aleopa vincente, invita Davis a mantenere la distanza regolamentare. Johnson, Stewart, tripla dall'angolo, non trova il canestro. Johnson in sospensione, pareggio Napoli, 75-75. Attenzione però perché c'è Bartley, 2 secondi alla fine, Bartley, il rimbalzo, il canestro, non è valido, servire il pallone a Davis. 90 secondi al termine dell'overtime, Spencer riporta avanti Pesa, ennesima parità di una partita interminabile. Bartley, Gaines appoggia, ne trova 2 di rara importanza, 8 punti per lui questa sera, prestazione davvero eccellente la sua. E questo secondo libero è molto importante. Vediamo come se la gioca Napoli adesso. Michignon, Howard, subito la tripla, a segno! C'è Frank Bartley, il nome è lo stesso, il cognome. Entra il secondo libero di Gaines, deve segnare da 3 Napoli. 4 secondi, 3, si va da Johnson, in angolo, Stewart, la tripla non va, finisce qui. 95 Trieste, 92 Napoli, è la prima vittoria stagionale.